Una sagra di San Girolamo a Nervesa quest'anno senza giostre. Sì, quest'anno la sagra di San Girolamo sarà senza giostre. Il motivo è che ancora adesso non abbiamo capito perché il sindaco quest'anno abbia deciso di dare il posteggio ai banchi, quello che doveva essere dato come tutti gli anni alle attrazioni. E per questo infatti quest'anno non saranno presenti le giostre a Nervesa. Il sindaco ci avrebbe dato l'alternativa, che è l'area infatti qua dietro di noi, che è qua sopra, dietro il comune, dove c'era lo stand gli anni passati. Purtroppo non ci stiamo tutti e non sappiamo appunto dove mettere le altre 6-7 ditte che rimangono fuori. Voi siete operatori tutti della zona? Sì, qualcuno qua proprio anche residente a Nervesa, ce ne sono un paio, chi di Treviso, chi di Ponte della Priula, ma comunque siamo tutti qua. Quali sono state le motivazioni addotte dall'amministrazione comunale? Il sindaco ci avrebbe detto che il problema principale era l'assembramento delle persone. Noi abbiamo dato la disponibilità di chiamare del personale chiamato da noi per evitare gli assembramenti, per il controllo e la sicurezza delle attrazioni del Luna Park, però e anche spostando le due attrazioni che facevano maggior assembramento in un'area più larga dove poter evitare l'assembramento, però da parte sua lui voleva tagliare oltre il 50% delle attrazioni e anche il periodo, non più 5 giorni di manifestazioni ma 3 giorni, e con le spese non ci si sta dentro e meno attrazioni, meno attrattiva, e il Luna Park non poteva funzionare. Le vostre attrazioni comunque hanno delle regole di comportamento. Sì, la Regione, lo Stato ci ha dato il via libera ad esercitare con delle linee guida e non c'è nessuna legge che dice che noi non possiamo esercitare in questo momento. Noi abbiamo tutto il diritto di esercitare, ma troviamo i sindaci che ci stanno ostacolando ogni giorno con delle motivazioni, ogni giorno una motivazione diversa, ma le attrazioni possono esercitare, hanno le sue linee guida per lavorare. Noi le domande le abbiamo fatte per tempo e il sindaco ci ha mandato un diniego senza neanche mai interpellarci, senza fare una discussione, parlarci per vedere se c'era la soluzione. La soluzione, dopo siamo stati noi a richiedere un incontro e non è giusto così, è giusto che un sindaco ci chiami, discutiamo il problema, l'abbiamo discusso perché siamo stati noi a volerlo e dopo mezze ditte doveva stare ferme, senza funzionare, ci sono delle famiglie dietro, ci sono tante cose e insomma così non ha voluto ascoltarci, abbiamo cercato di tirare via delle giostre, abbiamo cercato di fare e anche in più per i bambini che vengono qui a divertirsi, anche loro avevano bisogno di straviarsi un po', così. Ma guardi, non è vero che sono stati costretti a rinunciare alla partecipazione, perché io mi sono incontrato con i rappresentanti dei spettacoli viaggianti ben 4 volte, cercando di proporre a loro più soluzioni. La tradizionale fiera di San Girolamo, il Luna Park, si svolge normalmente in via Oreste Battistella e presso piazza San Nicolò e la piazza di fronte alla farmacia. Gli stessi rappresentanti degli spettacoli viaggianti hanno riconosciuto che in qualche ora del giorno o della serata di sabato, di domenica, di lunedì, gli assembramenti sono inevitabili. Allora io come sindaco ho il compito anche di tutelare la salute dei miei concittadini e devo dire che in quest'ultimo periodo nutro anche una certa preoccupazione perché delle 2 persone che avevamo in quarantena nel periodo luglio-agosto, qua nel periodo di settembre sono lievitate a circa 20 persone. Questo non significa che la situazione sia sotto controllo perché l'ASL sta facendo il suo lavoro e quindi non c'è nessun problema, però io ho la responsabilità di tutelare la salute dei miei concittadini e quindi io avevo proposto a loro in prima battuta una soluzione che peraltro è stata anche sottoscritta per ricevuta dagli esercenti degli spettacoli viaggianti, che era quella di occupare l'intera piazza La Piave, cioè la piazza dove è collocata la fontana e la piazza dei parcheggi della farmacia.
Dopo questa prima riunione i rappresentanti mi hanno detto che lo spazio era insufficiente per far venire sostanzialmente tutte le attrazioni. Allora io ci ho pensato un attimino e sono cercato di venire incontro a loro e ho trovato un'altra soluzione che peraltro l'abbiamo vista insieme a loro in sopralluogo nella mattinata di ieri. E la soluzione, che secondo me è quella definitiva, che comunque viene incontro alle loro esigenze lavorative, che capisco, ma devono capire anche dall'altra parte le esigenze che io ho di tutelare la salute dei miei concittadini, era quella di utilizzare sempre la piazza della Fontana, di utilizzare la piazzetta di Largo Santa Barbara, che comunque loro usano di solito, di utilizzare il parcheggio sul retro della chiesa di San Nicolò e anche il parco giochi sul retro della chiesa di San Nicolò. Parco giochi peraltro che è di una superficie molto ampia, un 60x40, 2400 metri quadrati, quindi una superficie paragonabile alla piazza San Nicolò. Nello stesso tempo noi come amministrazione ci eravamo impegnati di transennare queste aree e di controllare i varchi di accesso con la protezione civile, in modo tale che all'interno di queste aree non ci fossero praticamente, o si riducesse al massimo la possibilità di assembramenti. Allora noi come amministrazione abbiamo comunque confermato il mercato del lunedì che è collocato, diciamo così, nella tradizionale area del parcheggio appunto della farmacia e lungo Oreste Battistella. Con questo non abbiamo voluto penalizzare i giostrai in quanto l'Oreste Battistella era appunto dedicata al posizionamento delle attrazioni degli spettacoli viaggianti, ma perché avevamo già in mente di proporre ai rappresentanti degli spettacoli viaggianti quella soluzione alternativa che prima ho accennato. Rimane comunque confermata la Fiera degli Uccelli della domenica, che è organizzata dall'Associazione Ornitologica del nostro paese, e purtroppo la Proloco circa un mese fa mi ha confermato la loro, diciamo così, il fatto che non predispongono la Fiera dei Funghi e il solito capannone che portava parecchia, diciamo così, parecchia gente qui a Nervesa, ma le responsabilità sono talmente elevate che l'associazione di volontari, perché bisogna ricordare che sono dei volontari della Proloco, per quest'anno non se la sentono e non hanno, diciamo così, i mezzi per affrontare serenamente l'emergenza sanitaria nel capannone dove arrivano centinaia di persone.